Continuano ad arrivare corriere e bus di donne e bambini in fuga dall'Ucraina ai valichi. La prefettura chiama raccolta i sindaci per l'accoglienza. La protezione civile invia tende e si prepara a partire. I rincari in bolletta mettono in difficoltà le amministrazioni e il comune di Udine decide di spegnere le luci. Al mercato ortofrutticolo nel piazzale dello stadio, luci spenti da mezzanotte, risparmio stimato di 100.000 euro l'anno. È stata condannata a 8 anni e 6 mesi Emanuela Petrillo, l'ex infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini. I fatti contestati tra il 2009 e il 2017 a Udine, Treviso e Codroipo. Segnali di ripresa per il comparto turistico della montagna. Tarvisio prenotazioni e presenza a livelli pre-pandemici. Dal 18 marzo si prepara ad ospitare il Gran Premio Giovanissimi. Salvezza anticipata e la possibilità di giocarsi play-off. A una giornata dal termine della regular season, l'Itas cerca del gruppo Martignaco festeggia un doppio risultato con l'esordio di una 2004. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. 700 profughi in un giorno, non si ferma l'arrivo in Friuli di corriere e bus con donne e bambini dall'Ucraina in fuga, dalla guerra. La maggior parte di loro prosegue nel viaggio, ma alcuni si fermano nel nostro paese e nella nostra regione. La prefettura chiama raccolta i sindaci, incontro con una settantina di loro per fare il punto sulle strutture a disposizione, mentre la protezione civile regionale si prepara a partire per costruire campi profughi in Slovacchia e Moldavia. 700 persone alla mezzanotte di oggi e poi ancora decine di corriere, bus, furgoncini e anche auto private. Non si fermano transiti e arrivi ai valichi di Coccao e Fernetti di profughi ucraini, per lo più donne e bambini in fuga dalla guerra che a Kiev, Donetsk, Kharkiv e centinaia di altre città sta distruggendo case e vite. La maggior parte prosegue verso la Francia, Spagna e Portogallo, verso parenti e amici, ma alcuni si fermano in Italia. E proprio per accogliere chi si ferma, la prefettura di Udine, insieme al vicepresidente regionale Riccardo Riccardi e a una settantina di sindaci del territorio, sta organizzando una rete di ospitalità che possa dare asilo e riparo alle famiglie in fuga. È stato un primo incontro in videoconferenza con 70 sindaci, domani abbiamo la seconda puntata e stiamo recuperando almeno così a livello ricognitivo le disponibilità di strutture alberghiere piuttosto che alloggiative o anche seconde case che potranno essere messe a disposizione. Stiamo cercando strutture piccole, quindi stiamo parlando di nuclei familiari, stiamo parlando di donne, di bambini, di anziani, quindi strutture abbastanza selezionate possibilmente, nel senso che comunque sono nuclei familiari. È fondamentale gestire in modo coordinato la grande generosità dimostrata da subito dai nostri cittadini, ha commentato il vicegovernatore Riccardi. La protezione civile regionale si sta preparando all'allestimento di campi d'accoglienza con 200 tende, nel caso fosse necessario, in Slovacchia e Moldavia. In più è in fase di valutazione l'ipotesi che la nostra regione, conclude Riccardi, possa ospitare il centro di coordinamento del sistema sanitario nazionale per i farmaci che verranno messi a disposizione dei profughi. E in prima linea c'è anche il comune di Udine, anche se il sindaco Fontanini oggi ha detto di non essere convinto della scelta della Cavarzerani come struttura per ospitare i profughi. Siamo in contatto con la prefettura perché la prefettura che gestisce questa situazione. Individuato la Cavarzerani, no? Sì, questo l'ha individuato il prefetto, la Cavarzerani. A me questa scelta della Cavarzerani non che piaccia molto perché insomma non si tratta di persone giovani, qui si tratta di ragazzi, di ragazzini, di bambini, di persone anziane, di madri con i figli che li seguono e forse si potrebbe trovare delle sistemazioni più decorose, tipo gli alberghi, tipo strutture che siano più dignitose per questa gente che sta scappando da una guerra. E anche a Pordenone, sempre in prefettura, è stato affrontato il tema dell'accoglienza.
Accoglienza da una parte, sicurezza sanitaria dall'altra. Questi i due pilastri sui quali si muoverà la gestione dei profughi ucraini nell'addestratagliamento, dopo l'incontro in prefettura con i sindaci, le forze dell'ordine e ASFO. Chi ha contatti con profughi ucraini deve necessariamente mandarli prima in questura, dove saranno sottoposti a uno screening Covid. In ogni caso dovranno osservare 5 giorni di quarantena e poi sottoposti a un tampone di svincolo. Nel caso in cui le persone non abbiano un domicilio, una casa dove poter essere accolti, parte la rete dei CAS, cioè di centri di assistenza straordinaria, che ha già funzionato al tempo dei profughi afghani e pakistani, per dar loro accoglienza, quindi un posto dove dormire e ovviamente anche il vitto. Occorrerà attendere però le prossime settimane per capire l'impatto, le dimensioni e la magnitudine di questo fenomeno, che attualmente è totalmente sotto controllo. A dare sostegno anche la Croce Rossa e la Caritas, un impegno comune sul fronte della solidarietà. Devo ringraziare veramente tutti i sindaci del territorio del Pordenonese. Tutti hanno mostrato una grandissima sensibilità. E la guerra in Ucraina, nonché le sanzioni contro la Russia, rischiano di avere conseguenze pesantissime anche sull'economia della nostra regione. A lanciare l'allarme è Confindustria Udine, che si unisce alla richiesta di uno stop immediato all'uso delle armi. L'Ucraina è il primo partner commerciale per importazioni della provincia di Udine e la Russia il terzo. E partendo da questo dato, Confindustria Udine lancia l'allarme. La guerra e le sue ripercussioni possono danneggiare pesantemente l'economia regionale e provinciale. L'inevitabile applicazione di sanzioni coordinate europee ed americane, si legge in nota di Palazzo Torriani, produrrà significativi impatti economici. In uno scenario già incerto per il perdurare della pandemia, seppur in fase calante, l'aumento dell'inflazione, la logistica che non riesce a star dietro al mercato, la scarsità e l'aumento dei prezzi di numerose materie prime, la difficoltà a reperire per quantità e specializzazione sul mercato del lavoro risorse umane in grado di soddisfare il fabbisogno delle imprese, questo ulteriore elemento di crisi rischia seriamente di pregiudicare la ripresa economica. Confindustria Udine sottolinea la scelta del governo Draghi di riattivare le centrali a carbone per sopperire alla potenziale interruzione dell'importazione di gas naturale. Tale decisione, conclude Confindustria Udine, non sarebbe stata necessaria se negli anni passati il nostro paese si fosse dotato di un certo numero di rigassificatori. Esempi come quelli di Trieste o della Puglia, con i rigassificatori della British Gas e la vicenda dei NoTap, ci mostra come per troppo tempo il partito dei no abbia paralizzato ogni progetto ed investimento del nostro paese, consegnandoci, conclude Palazzo Torriani, all'odierna pericolosa situazione di dipendenza. Fra le aziende friulane presenti in Russia e Ucraina c'è anche la Danieli di Butrio. Alessandro Brussi, vicepresidente Danieli, volevamo sapere qual è la situazione degli stabilimenti in Ucraina. Russia e Ucraina pesano circa un 10% del giro d'affari. È un mercato, diciamo, abbastanza solido. Noi abbiamo un ufficio a Dnipropetrovsk con circa 50 di colleghi, però il nostro ufficio tecnico è chiuso, i nostri colleghi lavorano da casa. In Russia abbiamo una struttura più rilevante nella regione di Nizhny Novgorod, e la Danieli Volga è un'officina, abbiamo circa 150 persone. C'è un rallentamento che colpisce i progetti in corso e i progetti ancora da sviluppare. Il rallentamento prevalentemente è dovuto all'incertezza sulle capacità di finanziamento dei progetti. Essendo tutti grossi progetti, richiedono una copertura finanziaria a lungo periodo, quindi le sanzioni o gli interventi che la Comunità Europea e gli Stati Uniti hanno imposto sulle banche russe ci mette un po' in difficoltà adesso. Sì. In prospettiva c'era un'aspettativa di crescita che in questo momento si è un po' raffreddata. Restiamo alla pagina economica perché nel 2021 è migliorato rispetto all'anno precedente l'andamento relativo alle imprese artigiane della provincia di Udine, che ora però sono alle prese con la ricerca di personale introvabile. Artigiani Cercasi, un titolo azzeccato per la 32esima indagine congiunturale di Confartigianato di Udine, dalla quale emerge che il problema è al primo posto fra quelli raccolti ascoltando 601 artigiani della provincia. Di questi l'83% sostiene di aver avuto problemi ad assumere i profili cercati per la scarsa predisposizione dei giovani nei confronti delle attività manuali.
È un problema trasversale a tutti i settori, più sentito diciamo nelle manifatture e nei servizi, ma molto forte anche nell'edilizia. Per quanto riguarda l'andamento complessivo delle aziende, nel primo anno di pandemia le perdite di fatturato avevano riguardato 3 artigiani su 4, nel 2021 sono diventati 1 su 4. Tutto questo fino a qualche giorno fa, ora lo scenario sta mutando per la situazione in Ucraina, per la quale gli artigiani sono pronti a dare il proprio contributo. I noleggiatori di pullman che si occupavano di turismo, sono stati chiamati per i viaggi della solidarietà, andare fino in Polonia, sui confini dell'Ucraina, recuperare donne e bambini e portarli verso luoghi più sicuri. In 10 anni il centro storico di Udine ha perso il 13% delle sue attività commerciali. In periferia va solo leggermente meglio, lì nello stesso periodo si sono perse una cinquantina di insegne. Il bilancio è di Confcommercio Udine. In 10 anni quasi 120 imprese, aziende e negozi sono spariti e solo nell'area di Udine tra Interland e centro storico. È il dato che emerge dall'indagine dell'ufficio studi di Confcommercio che sottolinea come in tutta Italia tra il 2012 e il 2021 siano stati chiusi 85.000 negozi al dettaglio, di cui 4.500 nel solo periodo della pandemia. Il commercio nel centro di Udine è passato dal poter contare su 564 imprese a 492, un meno 13% che diventa meno 12 nell'area periferica, passando da 403 a 354. Il settore che invece fa segnare un segno più è quello della ristorazione di bar e alberghi, che crescono sia in centro che fuori, arrivando ad un totale di 624 attività di questo tipo in tutto il capoluogo friulano. La situazione resta di sofferenza, ha commentato il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan. Si deve insistere nella ricerca di una nuova capacità di pianificazione meno burocratica per dare risposta alle esigenze contingenti e arginare la perdita di funzione della città. Nell'anno preelettorale, conclude Pavan, sarà importante che la classe politica non pensi solo al voto, ma imposti un serio programma di rilancio. E proprio a quest'ultima frase di Pavan risponde il sindaco di Udine Fontanini. Uscita fuori luogo, dice, quella delle chiusure è un problema nazionale, noi offriamo risposte ai commercianti della città. Io non vedo nessuna campagna elettorale, non è il nostro pensiero principale. Siamo convinti anche noi che purtroppo c'è una difficoltà nel settore del commercio, ci sono state chiusure, ma ci sono state anche aperture. Io ho partecipato proprio la scorsa settimana all'apertura di una boutique proprio qui in centro. Pavan ha sbagliato tiro, perché noi non siamo assolutamente impegnati in campagna elettorale. Le elezioni del Comune di Udine si faranno fra più di un anno, quindi non capisco questa battuta che non è rispettosa su quanto abbiamo fatto finora. Ad esempio abbiamo messo a disposizione moltissimi spazi pubblici, molti in pratica superficie in cui si doveva pagare l'occupazione dello spazio pubblico. Sono 2 anni che i commercianti occupano, in particolare ristoranti e bar, questi spazi all'aperto senza pagare un centesimo. E restiamo a Udine perché per un risparmio sulle bollette energetiche di circa 100.000 euro l'anno il Comune metterà al buio alcune zone della città da mezzanotte alle 5 del mattino. Comporteranno un risparmio di 100.000 euro all'anno, secondo una prima stima, le iniziative di contenimento energetico del Comune di Udine, che dopo aver spento i parchi ora mette al buio da mezzanotte alle 5 del mattino il parcheggio dello stadio, la zona del mercato ortofrutticolo, via Cotonificio e alcuni viali che sono scarsamente abitati. Al momento in centro città non si tocca nulla, spiega il sindaco di Udine Fontanini, ricordando che all'interno del palazzo comunale sono già state prese misure di contenimento di consumo di combustibile per il riscaldamento. L'illuminazione pubblica è una realtà molto importante, ogni anno noi spendiamo 1.600.000 euro di energia elettrica per l'illuminazione pubblica in particolare. Allora qui abbiamo deciso di agire e di fare un piano in cui spegniamo le luci pubbliche in alcune zone della città a partire dalla mezzanotte fino alle 5 del mattino, perché i rischi veramente di queste bollette molto salate possono mettere in difficoltà un po' i bilanci del Comune di Udine.
2 anni di Covid in Friuli Venezia Giulia. Il 29 febbraio del 2020 infatti si registrava in regione il primo caso, un cinquantenne di Gorizia che era appena rientrato da Treviso. Risale esattamente a 2 anni fa il primo caso di coronavirus nel Friuli Venezia Giulia, e precisamente a Gorizia. Era un sabato, lo ricordo davvero come fosse ieri, 29 febbraio 2020. Il mondo è cambiato. Rammento quando nell'arco di pochi minuti ricevetti diverse telefonate, l'assessore regionale Riccardi, il direttore generale di Asugi Poggiana, il responsabile in regione della società presso cui lavorava appunto il primo caso Covid, un goriziano. Abbiamo avuto un susseguirsi di notizie, informazioni, il conteggio dei contagi, il numero dei morti a Gorizia come su tutto il territorio della regione, l'incertezza dei cittadini, cosa fare, cosa non fare, quali erano i pericoli cui si andava incontro, la paura tra i giovani e i meno giovani. E oggi intanto in regione 709 i nuovi casi emersi a fronte di 13.862 tamponi tra molecolari e antigenici. Scendono sotto quota 200, più precisamente 198 i ricoverati nelle aree mediche regionali, con 15 pazienti Covid nelle terapie intensive. 6 le vittime, tra queste un 69enne di Gorizia che è morto in ospedale. C'è stato un nuovo confronto in prefettura Pordenone tra i sindacati del comparto sanità e l'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Sul tavolo la carenza di personale acuita dalla recente serie di dimissioni. Veramente non escludiamo nulla, anche di nuovo proclamare uno stato di agitazione, e nulla vieta di arrivare anche a uno sciopero prima dell'estate. È chiaro il messaggio lanciato dai sindacati CGIL, UIL e Nursin da RSU all'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Il tavolo in prefettura oggi non ha risolto le divergenze tra ASFO e le parti sociali, che rivendicano assunzioni a fronte di carenze d'organico ormai dilaganti. Però ci dispiace perché la sanità del pordenonese non merita questo trattamento. Pesa sulla sanità anche la recente serie di dimissioni del personale. Abbiamo una carenza di personale che non permette neanche di prevedere se possiamo andare in ferie. Attualmente le ferie, soprattutto quelle ospedaliere, sono bloccate anche per recuperare un riequilibrio psicofisico visto il periodo che abbiamo attraversato tutti quanti. Ci sarebbe una possibilità di risoluzione che è contenuta nella legge finanziaria, che c'è la possibilità di implementare l'organico di ulteriori 10% di quello presente. Una soluzione che la direzione deve sentire. Tra un mese il prossimo decisivo appuntamento. E per la sanità tra Gemonese, Valcanale e Canal del Ferro arrivano 18 milioni di investimenti dalla Giunta regionale. Sono investimenti importanti, non soltanto perché rimettiamo in moto quello che c'era pre-pandemia e quindi garantiamo tutti i servizi. Verrà, come era già previsto dal programma regionale, purtroppo rallentato dalla pandemia, messa in piedi tutta la parte insieme al Gervasutta per quanto riguarda il recupero e quindi una valorizzazione enorme di questo presidio ospedaliero. Investe nella sanità territoriale con dei presidi a Moggio, a Tarvisio, lungo l'asta e a Pontebba lungo l'asta della Valcanale. Quindi proseguiamo in questo investimento e ora dobbiamo riuscire a realizzare le opere, però dobbiamo anche fare grandi passi in avanti nella formazione del personale, perché oggi è quello il grande problema che riguarda questo Paese. Sì, la presenza di oggi qui assieme agli amministratori locali ha dimostrato come per l'amministrazione regionale questo territorio sia strategico per la specializzazione in ambito riabilitativo e non soltanto, anche per tutti i servizi ambulatoriali e non che questo territorio necessita, essendo molto ampio e vasto. Si è concluso con una condanna pesante il processo a carico di Emanuela Petrillo, l'ex infermiera accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Friuli e Veneto. 8 anni e 6 mesi. Costeranno care a Emanuela Petrillo le finte vaccinazioni a centinaia di bambini friulani e veneti. L'assistente sanitaria è stata condannata nel pomeriggio dal Tribunale di Udine, che l'ha riconosciuta colpevole di peculato, omissione di atti d'ufficio e falso ideologico. Il PM, Claudio Dannelon, aveva chiesto solo un anno di più.
I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2009 e il 2016. La donna era incaricata della vaccinazione dei bambini a Treviso, Codroipo e Udine. La sua metodologia nel somministrare i vaccini e il fatto che i piccoli non piangessero aveva insospettito le autorità sanitarie, convinte a portare il caso in procura dal risultato di alcune indagini sui bambini vaccinati da Emanuela Petrillo. Nella requisitoria, il pubblico ministero ha sottolineato la sistematicità con la quale la donna aveva finto di vaccinare e chiesto, proprio per la gravità e la reiterazione dei comportamenti, il non riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel novembre 2021 l'assistente sanitaria è stata condannata dalla Corte dei Conti del Friuli di Venezia Giulia a un risarcimento di 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Ci aspettavamo una condanna vista le pressioni sul caso, ha affermato il difensore, l'avvocato Paolo Salandin, ma non così alta. Sicuramente non è stato dato il giusto peso alla personalità della mia assistita. Ricorreremo in appello, ha concluso, per avere un giudizio più sereno. Il giorno dopo la revoca degli arresti domiciliari parla Stefano Comand, il legale del dirigente della questura di Udine Giovanni Belmonte, accusato di prostituzione minorile per quello che sembra essere sempre di più stato uno scambio di persona. In sede di interrogatorio di garanzia che abbiamo tenuto circa 10 giorni fa, avevamo segnalato l'esistenza di alcune circostanze che avrebbero potuto mettere in chiaro quello che a nostro avviso fin dall'inizio era uno scambio di persona o un errore di persona. In primo luogo l'esistenza di un tatuaggio così riferito dalla ragazza che invece il dottor Belmonte non aveva mai addosso su di sé. Dall'altra parte il fatto che, provato anche questo aspetto con le ultime tecnologie, quindi i rintracciamenti, l'aggancio a cellule e cose di questo genere, che mai in quei periodi il dottor Belmonte si fosse recato nella città di Bologna. Effettuati questi ulteriori approfondimenti, il pubblico ministero ha chiarito questi aspetti al giudice e il giudice è ritornato sui suoi passi revocando questa ordinanza. Nella giornata di domani il Tribunale del riesame affronterà il contenuto dei miei atti di impugnazione, quindi i motivi di doglianza, e per i quali chiedo essenzialmente non semplicemente la revoca, ma proprio l'annullamento del provvedimento stesso. Possiamo anche pensare ad un'immediata istanza di archiviazione e quindi una chiusura dell'indagine, ridando al dottor Belmonte tutta la dignità di cui è meritevole. 3 anni e 3 mesi di reclusione per il mago Aleph è quanto ha chiesto oggi la pubblica accusa nei confronti del 74enne Franco Friuli, meglio conosciuto con il titolo di Mago delle Tre Venezie per la sua passata attività anche televisiva. È sotto processo in tribunale a Udine con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, parti lese, la moglie e il figlio. La sentenza è attesa per metà marzo. Compleanno per la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, costituita il 1° marzo del 1961. Da allora il 313° gruppo d'estramento acrobatico dell'Aeronautica Militare è sempre stato ospitato alla base di Rivolto con un forte e stretto legame con il territorio. Lo ha sottolineato anche il presidente della regione Fedriga, che in un tweet ha fatto gli auguri di buon compleanno alle Frecce Tricolori, definendole un orgoglio nazionale con il cuore in Friuli Venezia Giulia, che da 61 anni tinge il cielo del nostro tricolore. Per la tormentata vicenda del quartiere San Domenico di Udine ci sono novità dalla giunta comunale. I primi traslochi dal quartiere San Domenico, dove saranno demoliti 8 edifici e realizzati 112 nuovi appartamenti, cominceranno entro l'anno. Il comune di Udine, che ha concluso gli incontri con la popolazione locale, che ora dovrà trovare soluzioni abitative alternative per chi lascerà l'alloggio in attesa che siano ultimati i lavori di riqualificazione dell'area, ha avuto conferma dell'arrivo della prima tranche di fondi messi a disposizione. Abbiamo deliberato l'approvazione dello schema di convenzione dove verrà sottoscritto dal sindaco per il Ministero per l'accettazione dell'acconto dei 15 milioni di euro, quindi l'acconto del 10%, 1,5 milioni finanziato da fondi PNRR che arriveranno al Comune di Udine per poter cominciare a fare le attività previste dal cronoprogramma, in particolare la prima, quella di incaricare la gara per la progettazione definitiva.
E a Udine, in via Aquileia, a breve sarà attivato il limite massimo dei 30 km/h. Diciamo che abbiamo fatto l'accordo con il Fibercop per fare in modo che ci sia la seconda linea, diciamo, di tutta la fibra ottica in città. Quindi adesso sono già partiti i lavori, continuiamo con i lavori per raggiungere ogni parte della città. Oggi avete parlato in modo particolare di via Aquileia. Abbiamo istituito temporaneamente la zona 30 e con questa istituzione nelle zone 30 la legge di recente approvazione dice anche che si devono fare degli interventi di riduzione diciamo, della velocità, ma anche degli accorgimenti per far sì che sia tutelato il pedone ciclista. E quindi anche nella ciclabile noi andremo a inserire delle nuove diciamo, strisce cosiddetta segnaletica orizzontale per completare quello che adesso è anche Piazzetta del Pozzo. A Monfalcone, dopo 2 anni di pandemia, è tornata la tradizionale cantata per Martedì Grasso. È un mare di colori e allegria quello che ha invaso questa mattina Piazza della Repubblica a Monfalcone. La città dei cantieri è tornata così ad ospitare il proprio tradizionale carnevale, festeggiando Martedì Grasso con la sua cantata. Dal terrazzo del municipio, Signor Anzoletto, al secolo Orlando Manfrini, ha letto il suo testamento ricco di satira sull'attualità politica nazionale e locale. Accanto a lui il notaio Carlo Blasini, nonché direttore artistico della manifestazione, e la sposa scelta per quest'anno, la trentenne Francesca Conforto. Un testo frutto di 2 anni di pandemia e restrizioni, con toni amari, ma che hanno comunque strappato un sorriso al numeroso pubblico presente. Un ritorno in piazza per la cantata, Monfalcone rivive il suo carnevale. Finalmente era anche ora, no? Dopo 2 anni, come ho detto prima, del testamento, 2 anni di buio, era ora proprio che si poteva in piazza a divertirsi. Quest'anno, diciamo, non era un testamento di quei che fa ridere, perché dopo 2 anni di pandemia non c'è più tanto da ridere, era più un testamento quasi di j'accuse, di accusa. Per tutte le robe che anche se che uno pensa che non le va, che le va, invece non le va. Comunque era un testamento j'accuse. Ci spostiamo a Tarvisio, dove si torna ai livelli pre-pandemia per quanto riguarda il turismo e ci si prepara ad ospitare un grande evento della neve. Sembra essere il 2022 l'anno chiave per ritornare ai livelli pre-pandemia nel settore turistico, lo sanno bene a Tarvisio. Tutti i weekend sono stati di ottimo livello e adesso le ultime 2 settimane diciamo che c'è una ripartenza più consistente anche durante la settimana, per cui diciamo che chiuderemo la stagione con un buon lavoro. Nella località friulana, dopo 14 anni, a partire dal 18 al 20 marzo, torna la 44esima finale nazionale del Gran Premio, dove andrà in scena il trofeo Silver Care in coinvolgimento gare di sci alpino, sci nordico e snowboard. E a partire dal giorno 18, con la giornata di apertura dei giochi, avremo 3 giorni di gara intensa. Avremo i primi 2 giorni dedicati allo snowboard e allo sci di fondo, gli ultimi 2 giorni dedicati alle categorie miste divise su 2 tappe per giornata, per cui a Tarvisio arriveranno circa 2000 atleti. Tra poco Sport FVG parleremo di pallavolo con la salvezza anticipata conquistata dall'Itas Ceccarelli Group Martignaco, mentre la CDA Talmassons si è fermata per Covid nello scorso fine settimana, a una giornata dalla fine della regular season, ma spazio anche all'Udinese, alla corsa in montagna, al calcio a 5 e alla maratonina di Bruniera. Tra poco e poi a seguire le previsioni del tempo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata. Arrivederci.